appuntamenti in agenda per sabato 3 gennaio, ultimi giorni per immergersi in un viaggio visivo tra le tribù del nord del Kenya con immagini di Andrea Gabrieli. La mostra gratuita è ospitata alla Sala Carlo Bo di Palazzo Fasce a Sestri Levante fino al 4 gennaio, orari 9:13 e 14:17. Prosegue la mostra permanente dei presepi con oltre 200 opere da tutto il mondo e il concorso Il mio presepe, apertura sabato, domenica e festivi dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30. L'esposizione è allestita al Santuario Basilica Nostra Signora della Guardia a Genova. Continua fino al 15 febbraio la mostra tematica dedicata all'universo di Moby Dick in corso a Palazzo Ducale a Genova, un'esperienza culturale per approfondire la narrazione del celebre romanzo, orari 10-19. Va avanti anche la mostra fotografica Green, l'evento si tiene all'Auditorium San Francesco a Chiavari, orari feriali 16-19, festivi anche 10-12, ingresso libero. Il presepe meccanizzato dell'oratorio di San Sebastiano e San Rocco a Campo Ligure sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 14:30 alle 18. Un'esposizione dedicata alle fotografie ritrovate di Paolo Di Paolo. La mostra è allestita a Palazzo Ducale di Genova fino al 6 aprile, orari 10-19. È ancora possibile visitare il presepe raffigurante l'antica miniera di Libiola. Le visite si tengono dalle 14:30 alle 16:30 alla Cappella della Frazione di Villa Rovereto a Sestri Levante. A Cogorno l'Associazione Accademia della Ciappa presenta la 21ª edizione del presepe a tema Porte aperte alla pace. L'evento si tiene alla chiesa di San Bartolomeo. Il presepe è visitabile tutti i prefestivi e festivi dalle 15 alle 18. Alla Biblioteca Fasce Rosse di Sestri Levante si terrà il Circle Reading, un laboratorio di voce e lettura creativa ideato da Valentina Ferraro. L'appuntamento è alle ore 15 e l'attività è gratuita con prenotazione obbligatoria. La chiesa di Santa Lucia a Savona ospita un presepe tradizionale artistico e un'esposizione di foto processionali. Le visite sono possibili dalle 16 alle 18 fino all'Epifania. Concerto a Soglio di Orero alle ore 16 nella chiesa di San Michele Arcangelo, canti, suoni e storie della tradizione natalizia ligure. Alle 17 a Chiavari all'Auditorium San Francesco va in scena La Regina di Ghiaccio, spettacolo per famiglie della compagnia Recitar Cantando Liberi Tutti, ispirato alla fiaba La Regina delle Nevi di Hans Christian Andersen. Per il 13° anno il presepe del Santo Natale è allestito all'antico mulino di Belpiano Rapria nel comune di Borzonasca. L'allestimento presenta opere di artisti locali e una scenografia inedita di Andrea Corbetta, arricchita da sculture in legno. L'evento è visitabile festivi e prefestivi dalle 17:30 alle 19:30 e su prenotazione anche in altre serate. Viene recuperato il concerto dello scorso 16 novembre con un appuntamento alle ore 18:15 alla chiesa di San Giorgio di Bavari. Prima, alle 17:45, è in programma la visita guidata alla scoperta di uno dei luoghi poco noti e decentrati della Genova medievale. Dalle ore 21 a Ne una serata tutta da ballare con Manuel per trascorrere un sabato di festa, movimento e allegria aperto a tutti. Sempre alle 21 è previsto un concerto gospel alla Basilica di Santo Stefano a Lavagna, un'occasione per immergersi nella magia della musica gospel interpretata da uno dei cori più talentuosi della scena, un momento di spiritualità, energia e bellezza.